Allora, siamo sempre collegati, abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Giuliana Guadagnini, psicoterapeuta, sessuologa, ma anche psicologo giuridico. Dottoressa, avevo lanciato un po' il là prima della pubblicità, lo riprendiamo il discorso ricatto estremo, ovvero il figlio, la figlia che dice ai genitori: se non succede questo, se non fai questo, mi ammazzo, mi tolgo la vita, oppure compio un gesto gravissimo. E questo spaventa molti, perché poi tante volte purtroppo abbiamo visto che si sono anche verificati tentativi o fatti anche riusciti. Cosa sta succedendo? È vero, non è vero? Come comportarsi? Cedere o non cedere? È sempre un'arma, una spada di Damocle, no? Decisamente sì, nel senso che però dobbiamo considerare che se abbiamo costruito un bel rapporto possiamo anche parlarne con i nostri figli di tutto quello che gli passa nella testa e far capire loro che banalizzare frasi come mi fa impazzire, mi uccidi, mi uccido se succede questo, sono davvero frasi che non si dovrebbero mai dire, perché mettono in crisi tutto il rapporto personale con il proprio genitore e vanno ad incidere proprio su quello che sta per accadere. È che purtroppo, come diceva lei, sta accadendo. Bambini, non solo ragazzi, dicono questo, vero? Dal taglio di capelli a se non mi compri le scarpe e tutte queste cose. Allora, intanto va analizzato con che tipo di minore abbiamo a che fare, che tipo di educazione ha dato la famiglia, e vanno valorizzati i veri valori, scusi il gioco di parole, perché adesso stanno passando per valori avere le scarpe di determinate marche, poter partecipare a uscite o feste di un certo tipo. I valori sono altri, per cui se in famiglia abbiamo seminato bene, raccoglieremo senz'altro bene. Ad oggi, se un figlio dice se non fai questo mi ammazzo, si cerca di attivare, almeno quello è il mio consiglio, un percorso, magari genitore e figlio, per confrontarsi sul perché vengono lanciate certe parole e soprattutto come, e questo è tristissimo, come vengono normalizzate certe cose che dovrebbero essere estreme. Ma qui abbiamo il potere tante volte di videogiochi o di media, le serie TV sono il primo esempio, che portano avanti certi comportamenti che poi gli adolescenti in piena adolescenza emulano senza rendersi conto neanche della conseguenza di quello che stanno dicendo. Ecco, senza rendersi conto, però poi possono arrivare veramente a compiere dei gesti e ci si chiede: ma comunque come fai a non comprendere? Allora c'è una forma di, tra virgolette, borderline demenza, c'è qualcosa che scatta, un meccanismo patologico, perché per arrivare a compiere certe azioni, anche di avvelenamento per un overdose di psicofarmaci anziché sonniferi, che dir si voglia, o incidersi, lesionarsi il corpo con incisioni, cioè è dolore, è sangue che esce, che cosa succede? Che gente chiede: ma che cosa sta succedendo a questa persona che pensavo di conoscere? Allora, sono cose un po' diverse. Allora, quando una persona si autolesiona, purtroppo in adolescenza, e ne vedo parecchi, loro cercano di trasferire il dolore che sentono a livello intimo, a livello dell'anima, a livello di quello che stanno percependo, su una parte del corpo, per tirar fuori il dolore. Non è detto che lo vogliano far sapere agli altri, infatti si lesionano braccia, ma le coprono con fondotinta i braccialetti, gambe, interno coscia, spalle, cioè, pancia. Ho visto tante purtroppo parti, perché odiano in quel momento magari quella parte di sé, perché ad esempio parlo della pancia, ad esempio per alcune ragazze, oppure cercano proprio di trasferire fuori il loro dolore. Questa è una cosa che non tutti i genitori sanno, non tutti i genitori scoprono magari subito, perché come ci sono le tecniche di taglio, ci sono le tecniche di copertura del taglio. Ci sono dei blog, dei siti, dei social che hanno pagine piene addirittura di consigli di come farlo, e i genitori magari non lo sanno, ma i figli lo sanno benissimo, e anche di come coprire queste cose.
In altri paesi questi siti social o account sono immediatamente bloccati perché presentano gli estremi per istigazione al suicidio, mentre nel nostro paese a livello social, a livello di normative per normare i social, siamo ancora un po' indietro. Ah, quindi questo è questo è abbastanza grave, perché come fa il genitore, l'adulto, a controllare se non viene bloccato a monte l'accesso a questi social, diciamo così, a questi siti? Non c'è un supporto? Purtroppo continuiamo a lanciare allarmi sociali, e dopo c'è anche il timore di parlare troppo di certi argomenti per qualcuno, sì, perché si teme appunto che i ragazzi poi emulino. Però sui social è ampiamente diffuso con varie modalità. E idem, ad esempio, mi viene in mente un'altra modalità che magari è meno aggressiva a essere vista, è l'anoressia, che comunque è un disturbo alimentare gravissimo che può condurre alla morte. Idem, ci sono social, blog che lo portano avanti, e in Italia prima che vengano bloccati ci se ne mette, mentre in altri paesi c'è la sanzione immediata, la chiusura immediata, e c'è una sanzione pecuniaria per chi promuove questi social o questi siti. Quindi il fenomeno è meno diffuso? Il fenomeno viene immediatamente bloccato, chiamiamolo censurato, però perlomeno non c'è il pericolo che ragazzini, perché a me è successo anche minorenni, ma minorenni 11-12 anni, cioè scuola media, abbiano contatti con queste persone e si lasciano consigliare, perché non lo chiamo consiglio, non so come chiamarlo, rispetto a certi comportamenti. Chiaro. Torniamo al discorso che lei stava facendo prima, lei diceva appunto ci sono queste forme di autolesionismo dove si tira fuori questo dolore o comunque ci si vuole provocare, si vuole sentire dolore, ma perché? Perché nella vita manca la percezione di una negazione che provoca dolore, di un no detto, di una punizione ricevuta esterna da un terzo. Cosa succede? Cosa cercano? Allora, cercano di sentirsi insieme a qualcuno, perché ad esempio prima quando parlavamo di amici, tanti di loro magari riferiscono di sentirsi soli anche se hanno un tot di follower e un tot di amici nella realtà, ma si sentono soli in mezzo al gruppo perché non si sentono capiti. È quella malinconia che è tipica dell'adolescenza, che è affascinante e tremenda allo stesso tempo. C'è qualcuno che ricerca la solitudine, o ci sono momenti in cui la cercano e altri momenti in cui si sentono prigionieri di questa solitudine, proprio non capiti nel loro intimo, nelle loro emozioni, tenendo presente che le emozioni di un adolescente sono veramente una montagna russa, è un saliscendi continuo, per cui vanno agganciati, e qua è la peculiarità e la capacità dei genitori o degli adulti che stanno intorno a questi ragazzi, di riuscire a raggiungerli e dire: io ci sono, non ti sto giudicando, cerchiamo di capire come farti uscire da questo tunnel in cui ti senti. Quelli che non riescono a chiedere magari aiuto arrivano a delle ideazioni suicidarie che si costruiscono magari mentalmente senza passare poi a un agito vero e proprio, però diciamo che da un lato questa è una cosa normale in adolescenza, perché onestamente capita, ci insegnano tutti i manuali che parlano di adolescenza, che capita a tutti pensare che ci sono delle cose in cui pensiamo di non farcela. Altre invece ci sono delle situazioni dove i ragazzi si trovano quasi prigionieri e vedono nel tentare un qualcosa di sconosciuto come l'unica svolta, non pensando che un minuto dopo questo pensiero potrebbe magari accadere qualcosa che ti fa apprezzare del tutto la vita e ti fa sentire felice di esserci, di condividere qualche emozione. E ci sono dei ragazzi e delle ragazze che mi hanno riferito che magari ci stavano pensando cosa fare, come fare, però poi ha telefonato un amico, hanno sentito una canzone, è passato un camion, ha suonato un clacson, paradossalmente, o il fratellino piccolo, la sorellina gli ha detto mi dai questo, mi dai quell'altro, e sono usciti immediatamente dal problema o dalla idea negativa che stavano creando e fomentando nella loro mente.
Per cui davvero ci sono tante motivazioni, non si può standardizzare nulla perché nessuno di noi è standard. Certo, sono però comunque delle persone, i ragazzi adesso più complesse rispetto a una volta, rispetto ai ragazzi di una volta, o è il fatto di come è impostata la loro vita, le loro relazioni, il fatto di utilizzare tutti questi strumenti che rende tutto più difficile e quindi che cosa consiglia anche ai genitori? Farli praticare un'attività sportiva in modo importante, stressante, per farli, cioè, tenerli impegnati, perché lei stesso dice il fattore di distrazione, se hai tanti impegni, se hai comunque una persona che ti sta dietro, ti sollecita ad adempierli, forse non hai questi vuoti di senso, no? Certo, allora, quelli prima erano distrazioni quando uno ha un pensiero di una negatività molto pesante, per far capire ai telespettatori che anche una cosa dal nulla in quel momento può deviarti dal pensiero negativo concreto che stavi proprio progettando. Mentre come fattori protettivi sicuramente lo sport io lo vedo in primis, nel senso che aumenta la capacità di concentrazione, di stare in squadra, l'autostima, ti insegna a lavorare con gli altri e a sentirti importante in un gruppo, perché negli sport, specie quelli di squadra, ognuno ha un ruolo. Anche quelli individuali sono importanti perché le persone si mettono alla prova. Cioè bisogna mettersi in gioco, avere il coraggio di fallire, avere il coraggio di crescere, di confrontarsi con gli altri. Sicuramente gli adulti di oggi sono complessi tanto come i ragazzi di oggi, soltanto che magari non ce lo ricordiamo. Diciamo che le vite nostre, o perlomeno nella nostra adolescenza, erano meno esposte. Loro si sentono tanto in vetrina, ci si mettono e dopo deliberatamente. E dopo è un controsenso, controproducente, è che però non hanno, ed è normale purtroppo in adolescenza, fare delle cose e non percepire la conseguenza di quelle cose che fanno, per cui postano un post, immediatamente dopo magari se ne pentono, scrivono una cosa e se ne pentono, è tutto un saliscendi emozionale e però dall'altra parte non riescono a gestire questo flusso importante di emozioni, per cui c'è il timore dell'abbandono, ci sono le riflessioni che fanno con i loro amici che magari non li appagano, non si sentono di ragionare insieme a loro, c'è la paura di essere giudicato dall'adulto della situazione, c'è l'instabilità di tutte le relazioni personali, c'è la rabbia e l'irritabilità che magari noi adulti guardiamo e diciamo perché questo si incavola così tanto, cioè c'è veramente tutto un insieme, stanno male in questo, c'è tutta questa la complicazione dell'esistenza e vedere tutto complicato e un minuto dopo tutto semplice. L'importante è per noi adulti esserci, loro stanno costruendo la loro identità, l'immagine di sé e cerchiamo di essere noi più aderenti alla realtà per cercare di portarli a un piano concreto di cose realizzabili. Chiaro. E di dargli anche delle opportunità futuribili, cose che adesso fanno un po' fatica anche per questa crisi che sentono, perché è giusto che la sentano da un certo punto di vista, perché è vero che c'è, però i ragazzi hanno timore della guerra, timore di fare un lavoro, come famiglia cosa faremo e tutte queste cose, davvero. Quindi sono delle tensioni che percepiscono. A proposito di tensioni, di situazioni critiche e di messaggi che devono essere anche veicolati, per questo fatto recente che si è verificato a Padova, questo ragazzo che è stato trovato nel fiume sembra che sia per annegamento, che è morto, adesso vabbè c'erano le indagini in corso, vedremo un po' cosa ne verrà fuori. Comunque lei, poi c'era un fatto analogo che si è verificato tempo ancora prima, nello stesso punto, guarda caso, insomma, coinvolta una collettività di persone, di famiglie da un lato, con i figli dall'altro, paura in generale. C'è un punto di domanda grandissimo. Lei è stata chiamata dal sindaco, se non erro, no? Ci racconti un po' cosa è successo, perché lei appunto con la sua esperienza di psicologo, psicoterapeuta, ma anche di psicologo giuridico ha un ruolo molto importante, no? Diciamo che anch'io non sono nata imparata, diciamo che in queste situazioni purtroppo ho dell'esperienza, anche se magari ne avrei fatto volentieri a meno nella fattispecie, però
arrivare a fare delle assemblee cittadine come vogliono organizzare a Cadoneghe, parlare con i ragazzi, ma anche parlare con gli adulti e cercare di capire cosa stanno vivendo, anche perché le forze dell'ordine stanno lavorando benissimo per capire attraverso le indagini cosa effettivamente è accaduto, però di certo è una comunità scossa perché abbiamo 2 adolescenti morti purtroppo in circostanze abbastanza simili e questo fa riflettere il mondo adulto e il mondo dei ragazzi. Non so ancora cosa troverò nella fattispecie, però cercherò di essere da un lato una persona di riferimento per ragazzi e genitori, dall'altro di approfondire con loro le tematiche che sentono, perché ognuno ha il proprio vissuto. E è vero che noi psicologi magari abbiamo delle risorse date dalla nostra formazione o dalle nostre formazioni che sono abbastanza differenti, però quando ti trovi in determinate situazioni i ragazzi come i genitori hanno bisogno di sentire una persona vera che è sul pezzo, di sentire che non sono soli, di sentire, in questo caso, l'amministrazione che è sul pezzo con loro, cioè che nessuno sta nascondendo niente, ma c'è la ricerca di verità, perché soltanto attraverso la ricerca c'è l'elaborazione poi anche di questi lutti e l'attraversamento delle emozioni, e queste le passiamo tutti. A proposito di emozioni, può capitare che ci siano delle entità che lavorano anche attraverso il web, i social, eccetera, che sanno lavorare bene sulle emozioni e anche indurre una persona che magari è meno strutturato di altri, oppure anche più fragile, in quanto si è in crescita si è fragili, tanto da indurre questa persona a degli atti che altrimenti non avrebbe mai compiuto, che nessuno, men che meno i genitori, si immaginerebbero potrebbe compiere? Diciamo che il cyberbullismo o le cybermolestie che portano a queste situazioni che lei ha descritto ci sono. Abbiamo avuto ad esempio recentemente il Jonathan Galindo della situazione, che era un personaggio che agganciava attraverso vari social o attraverso degli SMS, non si capiva come, raggiungeva i telefoni di qualsiasi utente, ovviamente fascia ragazzi minori, e gli diceva che se non venivano fatte determinate cose avrebbe corso un pericolo anche di vita lui oltre che la sua famiglia. Abbiamo avuto il fenomeno balena blu, sì, che purtroppo ha intaccato anche molti ragazzi nel nostro paese. Abbiamo avuto situazioni di cyberbullismo e web challenge, che sono queste sfide che propongono ai ragazzi dei percorsi o delle cose da fare e anche a riprendersi mentre le fanno, che veramente hanno portato a cose veramente critiche o anche delle situazioni mortali. Per cui ci sono delle persone che manipolano anche attraverso la rete. E dall'altra parte, siccome non sappiamo esattamente chi c'è, è per quello che stiamo facendo tanta formazione, c'è bisogno di tanta web education anche per i ragazzi, oltre che per i genitori. Ecco, lei dice, lei sarà incaricata di questa collaborazione comune per relazionarsi con una collettività, con una comunità, probabilmente di genitori, immagino, di adulti, forse anche di giovani. Nella fattispecie, quando sono coinvolte comunità magari straniere, naturalizzate o stranieri di seconda generazione, è più semplice o più difficile il comprendere certe dinamiche, cioè i meccanismi anche educativi sono gli stessi di chi vive sul nostro territorio, o ci sono dei principi anche etici diversi che magari rendono il lavoro più semplice perché magari c'è un rigore maggiore nell'educazione? Ha mai avuto l'opportunità, si è mai soffermata su questi aspetti culturali? Mi sono soffermata purtroppo per alcune situazioni, ad esempio nel fenomeno della balena blu o anche alcuni casi purtroppo di cyberbullismo. Mi viene da dire che intanto sì, ha un primo impatto con chiunque sia davanti. Se ci sono poi delle problematiche o si vede che ci sono delle difficoltà di comunicazione, comprensione o anche identificazione del problema, ci sono senz'altro i mediatori culturali che ogni amministrazione dovrebbe avere con sé, come alleati, vista la società in cui viviamo,
che ci possono aiutare ad approfondire o a mediare dei contenuti e dei concetti. Per cui l'importante è che gli adulti, per il benessere dei figli e dei ragazzi, facciano una rete positiva, costruttiva ed efficace e colgano soprattutto una presa in carico di queste situazioni, perché il problema per i ragazzi è quando dicono o si sentono dire dagli adulti facciamo e poi in realtà non percepiscono che venga fatto assolutamente nulla. Quello è un problema e loro lo percepiscono come abbiamo degli adulti intorno che bla bla ma non sono concreti e questo è un peccato. Assolutamente. Nel dialogo tu per tu con i suoi pazienti, invece, che tipologia, c'è un trade union tra i casi che lei affronta come professionista? Allora, non sempre, nel senso che possono essere persone del tutto diverse, situazioni del tutto diverse. Il mio approccio è essere sicuramente me stessa e se avviene che si aggancia e c'è un'empatia con il paziente, poi avviene una presa in carico, mentre ci sono delle situazioni di emergenza in cui mi sono trovata a contatto, per cui ho dovuto, sempre essendo me stessa, però capire nell'immediato come agire, con chi parlare e cosa tirare fuori dalla persona. È necessario quel passaggio poi successivo, perché poi parlando anche con alcuni genitori emerge la paura che poi dal passaggio dal psicologo-psicoterapeuta ci sia quello allo psichiatra, quindi sia conclamata una patologia. Avviene di frequente, ci sono psicopatologie che emergono, fattori appunto come dicevo di persone che poi possono avere anche delle manifestazioni gravi, oppure non è così frequente? Per la sua esperienza. Allora, siamo in un momento critico per gli adolescenti ma anche per gli adulti. Posso dire che durante il lockdown molti adulti e molti minori, consigliati da genitori o anche dai loro coetanei, si sono presi degli psicofarmaci, un po' acquistandoli online, eccetera. Sicuramente andare da un consulente psicologo o da un counselor scolastico o anche da un educatore, ma fare un percorso serve. Non deve essere più considerato un tabù, perché quello è un limite. Sicuramente gli psicologi hanno una formazione così ampia per poter aiutare la persona. Mi viene da dire che l'orientamento verso il collega psichiatra si ha quando subentrano determinate diagnosi, quando ci sono delle pericolosità, e comunque nel caso dei minori viene molto anche discussa con i genitori la possibilità dell'invio al neuropsichiatra. Questo è sicuramente quello che sta girando. Non c'è l'immediato, ovvero il filo diretto, certo. Passo dallo psicologo e arrivo dallo psichiatra. Questo è un discorso che magari se gira va ampiamente superato, perché è un luogo comune errato. Come andare dallo psicologo uguale sei matto è un altro luogo comune che va assolutamente sdoganato perché è sbagliato. Esatto, quindi ci sono paesi, negli Stati Uniti, docet, dove la frequentazione dello psicologo è normale tanto quanto quella del medico di base, di medicina generale. Da noi si era proposto, ci è stato dato anche un sostegno, un contributo, eccetera, però è proprio un fattore culturale che resta permeato nella nostra società, di un passaggio un po' difficile ancora, no? Non scontato, è così? Diciamo che purtroppo sì, abbiamo un background culturale che deve ancora essere ben orientato e alcune cose devono essere ancora coltivate. Però ad esempio vedo molti miei colleghi che collaborano con istituti scolastici eccetera, che hanno assolutamente una buona affluenza di ragazzi che vanno a parlare con loro. Non è più come magari 20 anni fa o 30 anni fa, dove anche rivolgersi allo psicologo era guardato male o tanto giudicato. Poi sicuramente sta al vissuto personale, a come lo vive la persona, però noi lavoriamo nel rispetto della privacy anche per questo. Questo è importantissimo. Siamo giunti in chiusura con il suo intervento, dottoressa, che la ringraziamo. Vuole dare un consiglio, un suggerimento a tutti quei genitori o anche nonni, per carità, che l'ascoltano in questo momento, che magari non hanno partecipato, non hanno tempo, non hanno l'interesse perché il problema non li riguarda, tra virgolette, e che invece adesso magari può catturare, che vorrebbe dare
un consiglio? Allora, mi viene da dire, sicuramente ascoltiamo, non giudichiamo, non riempiamo assolutamente i silenzi, perché anche quelli sono dei messaggi, anche se dobbiamo ancora imparare a decodificarli. Cerchiamo di informarci su cosa gira sulla rete, perché quello che gira online non è così distante dal mondo reale, perché i due mondi sono interconnessi. Ecco, questo è importante. Grazie dottoressa, veramente di essere stata qui con noi, di averci illustrato tante tematiche, perché poi ognuna merita il suo approfondimento, però almeno ho detto delle indicazioni di massimo. Le auguriamo un buon lavoro, naturalmente, e a voi telespettatori lascio la pubblicità, poi ci ritroviamo insieme con la nostra trasmissione. Grazie.